Il centro popolare occupato Gramigna torna a farsi vivo in città con una clamorosa iniziativa. Gli attivisti hanno occupato lo stabile che fino a qualche anno fa era la sede della torrefazione Vescovi, all'inizio di via Vicenza. Un gruppo di giovani è entrato nell'edificio dando il via alle pulizie e organizzando già i primi appuntamenti per questi giorni. L'annuncio dell'occupazione è stato dato tramite un lungo post su Facebook, nel quale il Gramigna spiega i motivi di questa azione. La novità ha subito fatto il giro del salotto buono padovano e le prime reazioni non si sono fatte attendere. Questa mattina abbastanza presto mi hanno chiamato alcuni commercianti e residenti della zona allarmati di quanto stavano vedendo, quindi io sono corsa lì, ho visto appunto gli striscioni, perché uno era già su e quello rosso lo stavano mettendo ora, e tutti sono allarmati per quanto appunto è un edificio storico che insomma in mezzo a case, vicino a un albergo, quindi sono tutti molto allarmati per quello che può accadere. Purtroppo a Padova si sta verificando abbastanza spesso che alcune persone indebitamente occupino edifici abusivamente, edifici sfitti, edifici vuoti. Ecco, questo non si può accettare, perché la sicurezza di una città e dei suoi cittadini passa soprattutto attraverso il rispetto delle regole e della legalità. Immediata anche la presa di posizione del sindaco Sergio Giordani, che sottolinea come Padova sia una città aperta ma rispettosa delle regole. Io, dice il sindaco, sono per la legalità e questa azione non mi piace. Si tratta di un immobile privato, avverte però il primo cittadino, sul quale il comune non ha nessuna potestà. Giordani auspica quindi che i proprietari dello stabile si attivino quanto prima e offre loro la collaborazione dell'amministrazione pubblica. Sulle polemiche di sponda Lega, chiosa affermando che, queste le sue parole, ritiene offendano l'intelligenza dei padovani con noiose e continue strumentalizzazioni.